della tua zona saranno disponibili. Una volta gli adulti evitavano le parolacce se non all'osteria o in caserma, mentre i giovani le usavano per provocazione, le scrivevano sulle pareti dei gabinetti della scuola. Oggi le nonne dicono cazzo invece che di per dindirindina. I giovani potrebbero distinguersi dicendo per dindirindina, ma non sanno più che questa esclamazione esistesse. Che tipo di parolacce può usare oggi un giovane per sentirsi appunto in polemica con i suoi genitori, quando i suoi genitori e i suoi nonni non gli lasciano più alcuno spazio per un'inventiva scurrilità? Avevo quindi ripreso una vecchia bustina, consigliando ai giovani parole desuete ma efficaci, come pistola dell'ostrega, papaciugo, imbolsito, crapapelada, piffero, marocchino, morlacco, badalucco, pischimpirola, tarabuso, balengu picio, cacasotto, malmostoso lavativo, tapiro, bellinone tamarro, burino, lucco lingera, Bernardo, lasagnone Vincenzo Babbiasso, sale e tabacchi, fregnone, lenza, scricchianesculi, cagone, giocondo, asinone, impiastro, che ciarlatano, cecè, salame, testeirapa, farfallone, tanghero, cazzone, magnafregna, pulcinella, zozzone, scassapalle, mangiapane a tradimento, gonzo, bestione, buzzicone, cacacammisa, sfrappolato, puzzone, coatto, gandula, brighella, pituano, pisquano, carampana, farlocco, sfrappolato, puzzone, coatto, flippato, fricchettone, gabolista, gaglioffo, bietolone e tanti altri termini bellissimi che lo spazio mi obbliga a tagliare. Speriamo bene per la riscoperta dell'idioma gentile. Lui era Umberto Eco, signore e signori. Va ora in onda Aria fritta, Vaticano, fatti nostri e varia umanità, con Antonino Danna. Dicono che un bambino che legge sarà un adulto che pensa. Non so, io leggevo Lando e Alan Ford. Vi abbiamo letto il Macheda del giorno. Compare, lei che è il radioso nonché glorioso ideologo di questa trasmissione, che cosa ne pensa? E allora, grazie a Umberto Eco, a Gianni Macheda per il Macheda del giorno e al compare, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è Aria Fritta, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 1 novembre, l'anno del Signore 2025, 11. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti e di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Ma adesso, signore e signori, ci diamo alla pazza gioia con un pezzo del 1978, Filippo Trecca, Aquarium Sounds, e andiamo.
Gran pezzo questo di Filippo Trecca, Aquarium Sounds del 1978. Questo è il lato B, in realtà, di Ascendente Pesci, che era la sigla di Acquario, il programma che tra il 78 e il 79 è stato tra i precursori del talk show in Italia e veniva condotto da Maurizio Costanzo, reduce al successo di Bontà loro. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata dell'11 di novembre dell'anno del Signore 2025. E allora noi andiamo avanti con la trasmissione, apriamo la pagina vaticana. Il Papa ha deciso di convocare un concistoro, di richiamare a Roma tutti i cardinali e discutere i problemi della Chiesa. Il concistoro torna ad essere, a riprendere quel ruolo di consiglio privato del pontefice che storicamente era stato appannaggio di questo gruppo di cardinali. Una volta i cardinali erano molti di meno, quindi era più facile convocarli, erano quasi tutti nelle diocesi suburbicarie, cioè tutto attorno alla città di Roma, quindi non era nemmeno difficile discutere i problemi della Chiesa. Oggi il mondo è diverso, ma siamo anche nell'era del motore a turbine e dei voli intercontinentali, per cui a maggior ragione tutto il corpo, tutto il collegio cardinalizio si ritroverà assieme al Papa per discutere le linee della Chiesa. Non è un momento facile, intanto perché Leone si sta cercando sempre più di accreditare come un attento mediatore tra le varie istanze e tra le varie posizioni che ci sono e anche malumori che ci sono all'interno della Chiesa cattolica al mondo al giorno d'oggi. Non è facile, veniamo da anni in cui ha comandato uno solo. È sempre vero, è pur vero che nella Chiesa comanda sempre uno solo, però è altrettanto vero che, diciamo così, la presenza del concistoro e poi la presenza più allargata del sinodo con i vescovi da tutto il mondo è quello che permette al Papa di poter sentire il polso della vita della Chiesa di oggi e prendere delle decisioni. Trovo che questo Papa si stia muovendo in maniera molto cauta e molto attenta, anche perché sa che non è assolutamente facile tenere, diciamo così, tutti quanti dalla stessa parte, specialmente nel momento in cui c'è un episcopato che va troppo avanti, un altro che va molto indietro. Non parliamo poi della recente intervista che è stata rilasciata dal cardinale Zuppi a Propaganda Live, quando ha detto tutta quella serie di cose parlando del fatto che è necessario ascoltare i vari, come si dice, i vari imprenditori dell'Emilia Romagna per capire che c'è bisogno di più immigrazione. Non parliamo del documento molto equivocato partorito dalla CEI qualche tempo fa, anche in tema di coppie omosessuali. Insomma, il concistoro avrà molto da rimettere a posto. E allora, santità, in bocca al lupo e andiamo avanti. E noi però continuiamo a ballare con un pezzo del 1999, anzi con un pezzo del 1980, Disco Gatto, i gatti di Vicolo Miracoli. Andiamo.
l'anno era il 1980, il pezzo è Disco Gatto, cantato dai Gatti di Vicolo Miracoli, che vi ricordo essere Gerry Calà, Franco Pini, Umberto Smaila e Nini Salerno, e ho avuto il piacere di rivederli, tra l'altro, anzi era la prima volta che vedevo Disco Gatto, vedevo Arrivano i Gatti, il loro bellissimo film completamente nonsense del 1980, e vi dico la verità, l'ho molto apprezzato. Era un modo di ridere molto leggero, molto sereno, molto, diciamo così, non sequitur. Ecco, ha ragione da vendere Nino Frassica quando dice che in Italia fare della comicità cosiddetta surreale non è assolutamente facile. È vero, perché in questo paese molto spesso si ha questa tendenza alla comicità grassa, si ha la tendenza a una comicità molto, come possiamo dire, grossolana anche se vogliamo, quando invece i Gatti e poi anche Frassica o lo stesso Maccio Capatonda, Mago Forrest, sono dei veri geni, perché non è facile fare una comicità così rarefatta. Passiamo a cose un po' più serie. Questa settimana non abbiamo la pagina dedicata alla famiglia reale inglese, ma ce l'abbiamo dedicata alla famiglia reale britannica, perché è uscito il libro di Juan Carlos, signore e signori, ebbene sì, eccolo qua. Juan Carlos ha scritto questo libro che si chiama Riconciliazione, 500 pagine, di cui parla come si dice, il Corriere della Sera, ne ha scritto qualche giorno fa, e in particolare Franco, il golpe, l'uccisione del fratello, scrive la collega Elisabetta Rosaspina, Juan Carlos cerca la riabilitazione. L'87enne ex re spagnolo in autoesilio ad Abu Dhabi per i tanti scandali racconta la sua vita. In queste 500 pagine Juan Carlos riserva le sue scuse a Sofia, regina delle mogli tradite, mentre ritiene di essersi scusato già abbastanza per la partita di caccia all'elefante in Botswana in compagnia dell'ex amante tedesca Corinne Larsen Sein Wittgenstein. Un altro errore: si rammarica dell'intransigenza di Felipe VI, che gli ha tagliato gli emolumenti e l'ha invitata ad allontanarsi il più possibile per non nuocere alla corona e all'erede, la principessa Leonor. Sono l'unico spagnolo senza pensione dopo 40 anni di lavoro. Già che c'è, Juan Carlos parla del tema della nascita della democrazia spagnola a metà degli anni 70, quando Francisco Franco lasciò tutti i suoi poteri all'allora principe e non al padre Giovanni di Borbone, poco conforme al regime. Franco nei confronti di Juan Carlos nutriva sentimenti paterni nei suoi confronti. Sono diventato re grazie a lui. L'ex sovrano ricorda di essere stato al capezzale del dittatore, morto il 20 novembre del 75, e che Franco, tenendogli la mano, non gli raccomandò di conservare la rotta autoritaria. Altezza, le chiedo una sola cosa: mantenga unito il paese. 2 anni più tardi la Spagna andò alle urne nelle prime elezioni democratiche. Nel 78 approvò con un referendum l'attuale Costituzione e il varo di una monarchia parlamentare. Dopo 40 anni di dittatura ho dato agli spagnoli una democrazia che non è caduta dal cielo ed è ancora viva, dice appunto re Juan Carlos I. L'uscita delle memorie in Spagna seguirà di un paio di settimane il 50° anniversario della morte di Franco ed è stata preceduta dall'edizione francese, non senza qualche misteriosa défaillance che sta ritardando la disponibilità dell'edizione digitale sulle piattaforme online. Però un paio di interviste del monarca al Figaro Magazine e alle Point e qualche confidenza della coautrice, la scrittrice franco-venezuelana Lorenz Debré, alla rivista spagnola Hola, hanno aperto la strada alle anticipazioni. Per esempio, scrive ancora la collega Elisabetta Rosaspina sul Corriere, sul tentato golpe del 23 febbraio dell'81 per mano dei militari guidati dall'ex tenente colonnello Antonio Tejero, Juan Carlos rivela: non ci fu un golpe, ma 3, se si conta anche la slealtà dell'amico Alfonso Armada, il generale che avrebbe fatto circolare nelle caserme la falsa notizia dell'appoggio del re alla sollevazione e il consenso di diversi politici franchisti. Il re racconta di come fu allestito uno studio televisivo alla Casa Reale con tale urgenza da permettergli di indossare solamente la giacca di comandante delle forze armate per ordinare agli insorti di tornare subito ai loro distaccamenti. Era l'inizio di una lunga luna di miele con gli spagnoli, ancora entusiasti quando al vertice ibero-americano del 2007
Il re troncò la petulanza del leader venezuelano Hugo Chavez verso il premier spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero con uno storico «Por qué no te callas? Un chiudi il becco in mondovisione». E beh, il grande Juan Carlos, Sandro Pertini lo chiamava il giovane re e se ne considerava amico. Ha dato una libertà e una democrazia alla Spagna. Forse sarà giusto rivalutarlo, diciamo, ancora per questo scampolo di vita che gli resta. E dai, su, un minimo di cortesia nei suoi confronti. Forza e coraggio. E adesso noi andiamo avanti con un pezzo del 1999 che tutto sommato Juan Carlos ballerebbe pure se non avesse problemi all'anca. Super Cafone del Piotta. Sento un fischio, non resisto, musica maestro, vai col disco, visto nella folla, me ci ammischio, il DJ gliela molla, se corre il rischio, niente fiaschi, riempio piste, Piotta sul piatto e nessuno è più triste, chi in pista veste come Manero Tony, mangia nastri a palla negli alpettoni, pantaloni a zampa, la giacca della standa, la cubista in tanga e ci dà la banda, mi metto in grande sogno 6 all'enalotto, poi mi compro tutto, quello che è coatto, lo studio 54, il poi per disco, ma manda dire è una femmina e un maschio, Piotta, perlo maschio come Lando, un urlo, un lampo, il capone sul palco, il super capone eccolo qua, Piotta il suo nome non lo scorda, muovi la mano di qua e di là, fammela vedere, non ti ferma, il super capone eccolo qua, Piotta il suo nome non lo scorda, muovi la mano di qua e di là, fammela vedere, non ti ferma, alla fine del mese alla borsa euro Piotta, di corsa alla banca del seme roba coatta, se non è roba nostra devastiamo tutto, a casa non ve manno, ma senza tetto, più a palla, niente ballo di qua qua, il super capone eccolo qua, come bello fa l'amore, come canta la Carrà, andà con Califano al festival bar, una stella dell'arte, su novella, brinda con funaria, champagne e mortadella, sul Ferrari con una pischella del varietà, votammo Ana per cambiare la società, il rap, chi lo ama e chi lo frega, io so coatto come Mario Brega, super capone eccolo qua, proprio il suo nome non lo scorda, muovi la mano di qua e di là, fammela vedere, non ti ferma, il super capone eccolo qua, proprio il suo nome non lo scorda, muovi la mano di qua e di là, fammela vedere, non ti ferma. Sempre immenso Tommaso Zanello in arte Piotta, ma adesso è venuto il momento del premio Banana. Radio Libertà presenta il premio Banana, il premio dedicato alla notizia più babbea di tutta la settimana. E allora, anche questa settimana, in collaborazione con la Gatta Sociale, naturalmente, noi siamo qui per raccontarvi la notizia più incredibile della settimana. Signore e signori, abbiamo un vincitore a mani basse che arriva direttamente da Wired. Attenzione, lui è... Gioca con noi il signore Samsung, signore e signori. Il 36enne scozzese Sam Struan, racconta a Wired, diventò virale oltre 10 anni fa quando il suo biglietto da visita apparve su Reddit. Al tempo infatti si chiamava Samsung ed era stato però assunto alla Apple, eventualità che non piacque granché alla casa della mela morsicata, anche se il cambio del nome non fu una richiesta del brand californiano. Apple contro Samsung
è una delle rivalità più solide del tech, in modo particolare nella sfida dei migliori smartphone, anche se i due brand collaborano a stretto contatto, come dimostra la fornitura storica di display del colosso coreano alla società statunitense. Non stupisce dunque la velocità con la quale diventò virale su Reddit la foto del biglietto da visita di un certo Samsung che lavorava in un Apple Store a Vancouver, in Canada. Eppure Samsung era già alla seconda esperienza con Apple, dato che aveva già prestato servizio all'Apple Store di casa a Glasgow, Scozia, Regno Unito, prima di trasferirsi oltreoceano. Divenuto a conoscenza della viralità della foto, Samsung non è rimasto contento e in particolare non è rimasta contenta anche l'Apple della sua popolarità. E allora a questo punto Samsung ha abbandonato il lavoro nel 2013, ha messo all'asta l'anno successivo i biglietti da visita di ottenendo circa $2.500 col ricavato che è andato in beneficenza, e per finire ha cambiato nome da Sung Instruan. Complimenti! Benissimo, allora, insomma, complimenti a Sam Struan o Samsung, come si vuole chiamare, faccia pure. Noi concludiamo la nostra trasmissione ringraziandovi, dando appuntamento a tutti voi al 18 di novembre e in particolare ci salutiamo con un pezzo degli anni 80 dei Queen, Who Wants to Live Forever, anzi è il 1991 se mal non ricordo. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips away from us? Who wants to live forever? Who wants to live forever? There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. Who wants to live forever? Who wants to live forever? Avete ascoltato Aria Fritta.